lì a chiedersi perché quella trave d'acciaio diventasse sempre più grande, finché non è stata colpita. Sono passati, ragazzi, Sentiremo appunto la loro mancanza. ecco il nostro grande penultimo. Sono passati un paio di mesi ed ecco che abbiamo sbloccato appunto la nostra grande acciaieria. Bene, sicuramente questo ci farà comodo. L'opera è stata appena adesso completata. Eccola qua, Figaro, mamma mia, eccolo qua, Barbiere di Siviglia. Allora, vediamo di consegnare a questa bella struttura un bel responsabile. Aumenta la ricchezza per il 20% dei lavoratori. Avido, addirittura magnate, mentore, l'efficacia degli edifici nelle vicinanze, supervisore, l'efficacia aumenta del 5%, perfetto. Allora, stiamo aumentando, nuova ricerca, il socialismo, dopo no, prima i generali, abilitare del responsabile, perfetto, e in seguito il socialismo, sicurezza sociale, programma di alfabetizzazione e il bacino di carenaggio. Ottimo, ci lanceremo a breve, ragazzi, ai tempi moderni. Intanto vediamo come sta andando. La nostra centrale elettrica sta per essere ultimata. Grandioso. Allora procediamo. Abbiamo ultimato l'opera. Queste case verranno ultimate tra qualche mesetto. Intanto vediamo come va l'industria. Ok, turismo. Una stazione di polizia potrebbe essere utile, ragazzi. Magari vediamo di sfruttare questo argomento. Però un osservatorio addirittura potrebbe essere interessante per generare nuovi punti di ricerca, e sicuramente se si trova in posizione elevata l'efficacia aumenta. Vediamo di trovare, ragazzi, un bel pezzettino di montagna abbastanza elevato, perché sicuramente velocizzeremo le nostre ricerche. Allora, vediamo di posizionarlo appunto qua giù, un terreno sconnesso, qua può andare bene però. Allora, un bel osservatorio stellare proprio da questa parte. Vediamo di posizionarlo. Quanto costa la costruzione rapida? Tantissimo, quindi attenzione, una priorità normale per adesso. Allora, per quanto riguarda l'industria, finalmente l'acciaieria. Lavorando ferro e carbone otterremo sicuramente acciaio. Allora, il carbone lo abbiamo disponibile, anzi il ferro abbiamo disponibile. Facciamo un attimo pausa. Da questa parte c'era dell'uranio. Vediamo invece se ci sono altri giacimenti. Aspettate, vediamo un pochettino. Da queste parti ce ne deve essere, forse da questa parte. Allora, vediamo un po'. Attenzione, la nostra squadra di ricerca, eccola qui, esploriamo. Per la madre patria. Esplora, i nostri commanderos, questa zona che sembra molto interessante. Vediamo se abbiamo anche un'altra squadra. Esplora anche quest'altra sezione, qua giù. Magari, ragazzi, dobbiamo andare ad importare del carbone, o addirittura del... Sì, perfetto, del carbone. Però vediamo di attendere intanto. Ok, vediamo di procedere da questa parte. Il negozio di alimentari, un'altra clinica, la stazione di polizia. Io direi di collocare un'altra scuola superiore, magari, in modo tale da avere un'alfabetizzazione molto più rapida. Eccola qui. E addirittura un'università. Forse ancora è presto, però io direi anzi, forse no. Meglio pensare a qualche altra cosa. Per esempio, campo da taglio, fattoria idroponica. Meglio pensare, ragazzi, a qualcosa inerente al commercio. Per esempio, agricoltura, carne, pesce, latte, cotone, cacao. Per esempio, servirebbe del cacao, sarebbe davvero ottimo. Quindi vediamo se possiamo utilizzare questa nuova risorsa. Cacao, vediamo un pochettino. Eccolo qua, proprio molto vicino alle nostre nuove foreste. Allora, vediamo magari qua nella zona superiore. Mamma mia, guardate che zona molto proficua. Attenzione, vediamo di posizionare le nostre nuove piantagioni qua in alto. Perfetto, nuovo cacao, nuove piantagioni di cacao qui in alto, nella nostra nuova zona industriale. Territorio purtroppo inesplorato, maledizione. Vediamo se possiamo procedere. Ecco, c'è appunto una striscia di territorio inesplorato che ci dà un po' di fastidio. Vediamo se possiamo sfruttare questa nuova zona, magari da questa parte. Attenzione che non si vede proprio un accidenti. Mamma mia, vediamo se possiamo avvicinarci. Eccoci, forse qui, perfetto. Un'altra zona di raccolta di cacao. Vediamo un po', eccoci qua, magari un prossimo campo da taglio. Eccolo qua, un nuovo campo da taglio, ragazzi, qua in alto. E magari anche un altro nuovo un'altra nuova piantagione di cacao. Vediamo un po'. Vediamo se possiamo posizionarla appunto qui, che non si vede proprio nulla. Vediamo se possiamo metterci qua. Il terreno è un po' scosceso, però può andare bene. Ok, piantagione qui. Vediamo qua, magari poi, ecco, territorio inesplorato. Va bene, per adesso cerchiamo di rimanere così. Allora, giostriamo meglio la situazione. Uno qua, un altro qui. Perfetto. La centrale elettrica va bene. Vediamo di collegare anche il tutto con un'ottima strada. Bene.
vedete un pochettino qua il territorio è scosceso, quindi ecco perché non posso costruire. Abbiamo sfruttato tutto il terreno da queste parti, nel momento in cui verranno eliminati definitivamente questi alberi, e dopo che avremo scoperto questa zona riusciremo a posizionare molto meglio le nostre nuove zone. Ecco, abbiamo posizionato 3 campi di raccolta di cacao che verranno posizionati poi meglio nel momento in cui verrà scoperta tutta l'area, e sicuramente verranno abbattuti gli alberi. Quindi intanto il campo da taglio e i nostri nuovi campi di cacao devono essere immediatamente costruiti. Perfetto, il nostro campo da taglio deve essere appunto da queste parti, pure questo costruito immediatamente. E nella miniera d'oro, ragazzi, purtroppo devo assumere dei lavoratori stranieri, anche se analfabeti, con un responsabile magnate. L'efficacia delle strutture minerali petrolifere aumenta di 10, perfetto, in modo tale da essere molto più rapidi nell'estrazione quindi di oro e nella vendita di oro. Quindi attenzione. Abbiamo esportato nuove mercanzie, purtroppo la felicità continua a decrescere, eravamo al 68% con il commercio. Attenzione alla nuova centrale elettrica, eccola qua, molto interessante, a breve verrà ultimata, camioncini che si avvicinano, attenzione, 1926, ok, la nostra opera è stata ultimata, ed eccola qua, la nostra grande centrale elettrica immediatamente ultimata, e sicuramente già Veronica Lopez, Cipriano De Vega, cosa sono questi? Addirittura laureati all'università di Harvard, pronti a lavorare appunto nella nostra nuova centrale. Allora, vediamo un po'. Potenziamento. Allora, vediamo cosa succede. È una centrale elettrica, ma che cosa consuma? Allora, carbone addirittura. Non abbiamo carbone, quindi per adesso non funziona. Attenzione, ma non possiamo cambiare qualcosa? Magari gas naturale. Vediamo un po'. Turbine a gas, filtro antinquinamento, condizionamento, maledizione. Vediamo intanto di mettere un bel responsabile ambientalista. Riduce l'inquinamento. Ok. Salvataggio, scusate un attimo. Allora, quindi vediamo intanto di renderla per adesso. Vediamo di bloccare un attimo la costruzione. Attenzione, cosa succede? La grande rivoluzione comunista ha avuto inizio in Russia. Ah. Purtroppo il suo successo è stato immediato e ora non hanno più nessuno contro cui rivoltarsi. Perfetto, allora, adesso stanno cercando di esportare tutto, svendendo alle nazioni sorelle come la nostra. Allora, se riuscissimo a pagare questi $10.000, avremmo la possibilità, ragazzi, quindi di pagare per la rivoluzione e avere quindi $10.000, quindi, come dire, $10.000 in meno e 10 comunisti in più. Potrebbe essere utile per riuscire a contrastare le prossime elezioni, visto che per adesso i soldi ce li abbiamo, La rivoluzione è ricompensa di se stessa, ma dai suoi frutti si può comunque ottenere qualcosa. Più comunisti sull'isola potrebbe farci comodo, perfetto. Con questo 61% però non possiamo andare bene. Allora diamo un'occhiata alla felicità. Sicurezza, intrattenimento sta aumentando, potete vedere, cibo, sanità sta diminuendo, abitazioni per adesso si mantiene bene, felicità, lavoro, religione va un pochettino a decrescere. Quindi ragazzi, stazione, ok, sottostazione elettrica. Quindi intanto dobbiamo sfruttare questi soldi. Io direi di utilizzare addirittura conservificio, mamma mia, adesso dobbiamo stare attenti anche alle nuove industrie. Quindi intanto dobbiamo pensare a qualcosa di interessante. Queste vecchie piantagioni di tabacco io direi di eliminarle, ragazzi. Quindi vediamo di... perché fabbriche di sigari io non credo che ne abbiamo posizionate, vero? Allora guardiamo, fabbriche di sigari non ce n'è, quindi eliminiamo queste 2 piantagioni di tabacco. Il cacao già qua sopra sta crescendo alla grande. Questa è una zona perfetta per il cacao. Stiamo addirittura esplorando tutto, potete vedere, ragazzi. E questa è una miniera di bauxite, purtroppo, maledizione, non ci serve. Qua giù abbiamo scoperto che cosa si trovava. Mamma mia, questa deve essere una miniera di carbone, quindi attenzione. Volevo dire, dobbiamo stare attenti perché intanto qua l'osservatorio dobbiamo riuscire a capire cosa fare. Allora, se vogliamo indirizzare la nostra economia verso il conservificio, produce cibi scatola lavorando caffè, pesce e ananas, giusto? Caffè ne abbiamo abbastanza, credo. Vediamo un po'. Caffè. Ananas ne abbiamo un paio da queste parti, credo. Forse li abbiamo demoliti. Va bene, potremmo anche lanciarci sull'ananas, ragazzi. Magari per quanto riguarda... vediamo un pochettino. La fabbrica di sigari la lasciamo perdere perché sicuramente costerebbe tantissimo. Quindi io direi intanto di dare un'occhiata all'ananas. Vediamo se abbiamo dell'ananas disponibile, ragazzi. Allora, ananas, vediamo un pochettino. Abbiamo ottimo ananas che può crescere appunto. Vediamo un po' qua giù. Questa potrebbe essere una zona tutta dedicata all'ananas, tranne questa zona per il turismo. Però vediamo qua sopra come va appunto la piantagione dell'ananas. Sì, potremmo sfruttare tutta questa zona per il nostro ananas. Allora, ragazzi,
progetto è questo. I prossimi soldi verranno investiti in nuovi ananas da lavorare e produrre, i quali verranno sicuramente resi cibo in scatola per le prossime esportazioni. Quindi io voglio esplorare tutta questa zona e magari convertirla in un'ottima piantagione di ananas gigantesca. Quindi intanto queste piantagioni di cacao funzionano e vanno bene, ma io direi di sfruttare questo cacao fino a un certo punto, perché dobbiamo riuscire a mantenerci per quanto riguarda il commercio. Vediamo come sta andando, vediamo, caffè, tabacco, esportazioni, cotone, vediamo un pochettino, beni industriali, assi, beni di lusso, rum, quindi ancora niente. Allora ragazzi, vediamo adesso di continuare, procediamo al massimo, le prossime esportazioni verranno incentrate principalmente in questa zona. Ok, eccole qua, nuovi soldi. Allora, vediamo di pensare, dobbiamo lanciarci verso questo obiettivo. Quindi io direi di cambiare un attimo l'aspetto delle cose. Le piantagioni di cacao da queste parti le eliminiamo immediatamente per sfruttare tutto il territorio che abbiamo disponibile. I nostri commanderos li mandiamo ad esplorare questa zona qua. Stanno ancora esplorando là sotto, va bene. Questa non è una miniera. Ok, ecco le piantagioni che vanno giù. Allora, che vengono appunto eliminate. Allora ragazzi, materie prime, piantagione, ananas, eccoli qua. Allora ragioniamo e sfruttiamo tutto il territorio a disposizione. Prima piantagione di ananas, quante caselle ricopre? Ecco, ne ricopre abbastanza. Vediamo, ecco così no, così va bene. 1. Ok, vediamo di metterne un'altra in successione. Vediamo così. Attenzione. Vediamo qua sotto. 2. 3. Così. Perfetto. 3. Qua territorio inesplorato, tra poco lo scopriremo. Vediamo un po'. Così. No. Dobbiamo metterci bene. Allora, vediamo così. Ecco, così può andare bene. Perfetto. Un'altra qui. Bene. E un'altra ancora. No, qua dietro non si può. Va bene, un'altra la posizioneremo qui appena scopriremo il nuovo territorio. Allora, possiamo costruirle rapidamente tutte. Ok, questa la stiamo costruendo, però senza collegamento alla strada è inutile. Quindi così. Vediamo un po'. Ok. No, più indietro. Ok, perfetto. 1, 2. Bene. Così, un unico cerchio. Magari qua qualche casa di campagna ci sta. Una nuova strada. Ok, proprio così. Questa strada non l'abbiamo presa. No, dobbiamo cancellarla ragazzi, mi dispiace. Demoliamo. Ok, facciamo bene il lavoro. Così, piano piano. Così. Scusate ragazzi se non parlo durante la costruzione delle strade, però ci vuole molta concentrazione. Allora, questa un pochettino più in qua. Ok, strada inesplorata, va bene. Adesso attenderemo i nostri ragazzoni che scoprano tutto. La centrale per adesso come sta funzionando? Non riesco a vederla. Allora, per adesso non copre nulla perché non abbiamo del carbone, ma credo che da queste parti appunto ci sarà del carbone. Quindi vediamo un pochettino. Forse anche qua sotto, attenzione. Una nuova squadra di esploratori della compagnia dell'anello. Esploriamo qua sotto, perfetto. Allora, vediamo come sta andando. Abbiamo esplorato questa zona che ci interessava. Dov'era? Eccola qua, l'abbiamo probabilmente esplorata. Quindi, allora, vediamo di scendere dritti da questa parte. Vediamo cosa c'era qua in mezzo. Ecco così. Ecco, va bene, perfetto. Allora abbiamo tagliato. Ragni tropicali giganti, ancora. Presidente. Siamo nel mezzo di una... Allora, attenzione, attenzione, arrivano i nazisti, eccoli qua, arrivano su 4 fronti, abbiamo 3 torrette, purtroppo mi sono dimenticato di costruire l'altra, ed ecco che arrivano anche i nostri carri armati tropicani, escono i commanderos, sono, attenzione, dobbiamo richiamare la squadra, di un soldato i non è mai commandos, eccoli qua, i commandos tropicani, milizie che si formano, carri armati nemici, iniziano le torrette con mitragliatrici a far fuoco, attenzione, cercano di sparare, vediamo un po' quello che possono fare, arrivano ancora questi
dannati nemici dell'asse che continuano a far fuoco. Altri panzer tedeschi, ecco, che tirano delle granate alle nostre torrette. Ancora continuano, ancora i nostri uomini fanno fuoco. Addirittura i carri armati dall'altra parte. Mamma mia, ancora cercano di farci fuori questi dannati. Ma ragazzi, pensateci, i tedeschi che partono dalla Germania per arrivare a Tropico, che si ritrova proprio nella zona tropicale, ma davvero pazzi. Però ancora continuano, attenzione, carri armati nemici. Vediamo Tutto un pochettino, qui? perdono vita. Le nostre mitragliatrici da quella parte cercano di salvare i nostri uomini che a cannonate non riescono a salvaguardare la propria pelle. Guardate che delle cannonate che Combatteremo arrivano. nelle strade e Attenzione, sulle spiagge. questi carri armati forse Ehi! già a pezzi. Perfetto, vediamo di concentrare il fuoco dall'altra parte. I nostri uomini appunto cercano di fare del loro meglio. Ricostruiamo tutto rapidamente. Attenzione, l'ultimo carro armato verrà a breve fatto a pezzi, si spera. E il nostro esercito tropicano è riuscito a fare a Seguiamo pezzi il anche vento del l'ultimo cambiamento. carro armato nemico. E addio i tedeschi anche per quest'annata. Benissimo, attenzione ragazzi, i nostri carri armati ormai vincitori. Costruzione rapida della torretta. Benissimo, e siamo riusciti a respingere l'invasione. Qua ci vuole un bel applauso per i nostri uomini, grandi ragazzi. Benissimo. Allora, nuovi lavoratori pronti per la torre di guardia. La miniera d'oro già inizia a lavorare. Stiamo esportando. Bene, attenzione, nuova missione. Ora che abbiamo acquistato la rivoluzione, possiamo esportarla ai Bellissimo. nostri fratelli e alle nostre sorelle. Allora, esporta 5.000 merci scatola, proprio quello che volevo. Allora ragazzi, il range cosa Mio ci poteva caro dare? amico, Ah, rapporti con gli alleati. Il range mi pare che l'avevamo posizionato da queste parti, il range di capre, ma l'abbiamo ultimato. Perché ancora Mio rompete caro le amico. scatole? Va bene, forse ci sarà stato un problemino. Va bene, non è un problema. Vediamo un po' qua su. Allora, quello che stavamo facendo era questo: costruire rapidamente questa zona, anche quest'altra. La felicità è aumentata di poco. Allora, cosa dovevamo fare? La sanità che sta diminuendo, morti dovuta a mala sanità. Allora, dobbiamo fare una cosa: dobbiamo posizionare un bell'ospedale. Quindi dobbiamo avere la nostra elettricità. Ma come facciamo? Dobbiamo scoprire le nuove, i nuovi giacimenti di carbone. Vediamo se riusciamo a farlo. Allora, i commanderos sono qua. Eccoli qua. Esplora quest'area. Qua giù ci deve essere qualcosa. Vediamo che cos'è questo. Sembra oro ragazzi, però davvero non possiamo farcela così. Io direi di importare per adesso del carbone per far lavorare la nostra centrale e costruire magari un nuovo edificio, un ospedale. Allora, beni industriali, carbone, esporta, carbone importa da dove? Dal Venezuela. Vediamo se possiamo metterci due navi, eccole qua. Eccolo qua, carbone dal Venezuela. Eccolo che arriva, vediamo di importarlo ragazzi. Così, perfetto, 1000 unità. Purtroppo dobbiamo farlo, ma sarà utile per la nostra centrale che per adesso non lavora. Ottimo, abbiamo ottimi soldi. Costruzione rapida. Abbiamo adesso dell'ananas. Possiamo costruire il nostro grande conservificio che lavora con dell'elettricità. Quindi cibi in scatola, caffè, pesce e ananas. Ananas ne abbiamo a tonnellate. Un altro pontile qua. Ok, costruzione rapida. 2 pontili. Ecco il pesce. No, un pochino più in qua. Come territorio inesplorato? Che cosa c'è di inesplorato qui? Con tutta questa zona c'è ancora territorio inesplorato. Allora, un'altra zona qui. Perfetto. Ragazzi, poi dateci un occhio qui. Magari il contadino che semina il grano potrà darci un'occhiata. Allora, strada. Perfetto, 1927 ragazzi. Intanto l'area di seconda guerra mondiale si inizia un po' a sentire. Abbiamo visto la nuova rivoluzione comunista in Russia con il grande Lenin che sta iniziando dall'altra parte del mondo a raccogliere un po' di comunisti qui e là. E soprattutto sicuramente saranno già pronti a intraprendere la nuova campagna militare. Tanto qua del bauxite, forse una miniera ci sta tutto per l'esportazione, per avere anche l'importazione di carbone sempre nella norma. Perché non possiamo metterla? Degli oggetti bloccano la costruzione. Che cosa blocca la costruzione? Vediamo. Aspettate. Ah, c'è già una miniera. Ah, funziona, perfetto. Allora, vediamo di aumentare. Allora, un altro magnate. Minerarie alla grande. Ok, vediamo di aumentare la ricchezza di queste nostre strutture minerarie. Qui come va il cacao? Funziona. Un po' di soldi in più ragazzi, così riuscite anche a fare qualche acquisto in più. Qua giù. Bene. Qua, ok. Allora, vediamo un po'. Responsabile, leader sindacale, avido, altruista. Aumenta la ricchezza del 20% dei lavoratori. Sì, potrebbe essere utile. Assumi da queste parti. Mentore, l'efficacia degli edifici e le vicinanze aumenta di 1. Questo potrebbe essere utile. Ok, vediamo qua come sta andando.
Allora ragazzi, l'avete esplorata la zona che vi dicevo? Ecco, questo che cos'è? Carbone, bauxite, date un'occhiata. Vediamo intanto la ricchezza, maledizione, non va. È la ricchezza, la felicità. Vediamo invece. Ok, un'altra nuova clinica, ragazzi. Vediamo di posizionarla appunto qui nel centro città, magari vicino ai nostri uomini qui. Perfetto. Perfetto, vediamo di metterne, ragazzi, anzi una ben equipaggiata. Allora, vediamo di puntare su quest'ambito. Allora, eccola qui. Potenzialmente ha l'ospedaliero, aumenta il numero dei visitatori, ha la di ostetrice. Ok, anche le altre cliniche che erano da queste parti. Potenziamento all'ospedaliera già c'è. Da questa parte c'è, perfetto. Mettiamo un nuovo budget, un responsabile magnate, eccolo qui. Ok, salvataggio, responsabile della rivoluzione, attenzione. Ok, responsabile della rivoluzione, nuovo obiettivo. Vediamo se c'è qualcosa a livello sanitario da poter emanare. Non potrà permettersi. No, questo non va bene. Sussidi, ok. Va bene, per adesso credo che una in più possa bastare. Quindi ragazzi, quest'oggi abbiamo già effettuato tantissime innovazioni. I piani per i prossimi anni sono conservifici e sicuramente carbone per la nostra nuova centrale. Vediamo qua che cosa hanno scoperto i nostri uomini. Miniera d'oro, porca miseria. Va bene, vediamo di attendere qualche altro anno. Vediamo, forse qua sopra ci potrà essere, vediamo un po', magari forse del carbone, non si vede. Però va bene, un'altra miniera d'oro. Quindi ragazzi, il carbone saremo costretti ad esportarlo, non possiamo avere tutto. Qui ci va un'altra miniera d'oro. Ok, vediamo un pochettino. Vediamo. Un'altra, dobbiamo trovarla però la miniera. Vediamo dove erano. Eccola qua, un'altra bella miniera d'oro. Eccola qui, proprio in chimica. Ecco qua, proprio oro. Vediamo di collegarla al più presto. Eccola qui, un'altra bella strada. Eccola, perché? Perché siamo in costruzione. Va bene ragazzi, siamo arrivati a un bel punto. Stiamo recuperando. Allora, la nuova miniera d'oro, l'ultima speranza potrebbe essere questa qua sotto, però non credo. Va bene, altrimenti il carbone lo importeremo dal nostro Venezuela. Vediamo se qua ci sono le nostre navi. Giuseppina, eccola qua, col carbone. Vediamo, aspettiamo, voglio vedere la nave che arriva e che porta immediatamente il carbone, per vedere un po' come funziona la centrale. Qui intanto non possiamo costruire la strada. Ok, però una strada che non condizioni molto il paesaggio, tipo così. Facciamola partire di qui. Ok, così strada e poi parte così. No, un pochettino più in qua. No, qua. Ok, un giro qua. Ok, perfetto. Allora ragazzi, stiamo andando bene. Voglio vedere però Giuseppina con il carbone. Allora, ecco Giuseppina che arriva dal nostro Venezuela e scarica 3000 unità di carbone. Vediamo se gliele riusciamo a prendere. Dai ragazzi, ci serve il carbone. Intanto io posizionerei un'altra zona appunto per i nostri cittadini. Un casino. Manca la nostra elettricità. Altre case, allora, altre case per i cittadini. Eccole qua, nuovi complessi residenziali. 1, 2, 3, 4. E un'altra casa popolare per i cittadini. Ok, a breve costruiremo la nostra elettrificazione. Però intanto il carbone, vediamo se riusciamo a prenderlo. Dai ragazzi, eccolo qua. Importa carbone dal Venezuela. L'abbiamo preso, la centrale funziona. Vediamo un po'. No, ci servirà forse un po' di tempo. Aumentiamo la nostra, ok, qualità del lavoro. Però voglio vedere la centrale funzionare. Dai ragazzi, attenzione, forse questo deve essere il camioncino che porta il carbone, camionista. No, amico mio, dai, voglio vedere un pochettino la centrale funzionare. Dai, avanti. No, non ha girato. Attenzione, forse un altro camioncino arriva. Attenzione, scala la montagna con le ridotte. Entra, vediamo se è lui. No, non è lui, maledizione. Voglio il carbone, ecco, ne arriva un altro. Attenzione, camioncino. No, maledizione, ma perché non arriva il carbone? Ci serve, vediamo un po'. Stiamo funzionando. Allora, generata carbone, non ce n'è. Ma perché no? Vediamo un po'. Bloccato in guerra fredda, ambientalisti. Dovrebbe arrivare però ragazzi. Attenzione, l'altra macchinetta in arrivo. Vediamo, no? Forse questo ragazzi sta arrivando. È lui? È lui il favorito? No, va dall'altra parte. Niente ragazzi, mi dispiace, non possiamo vedere il funzionamento della nostra nuova centrale elettrica. Perché forse questo ragazzi, dai, speriamo. Attenzione, arriva, che cosa sta portando? No, niente. Vediamo un po'.
Un camionista, vediamo un po' da queste parti. Dai, Come cosa stai posso trasportando? aiutarti? Cosa stai trasportando, amico mio? Niente, non è lui, lo Al stiamo tuo cercando. servizio. Vediamo un po', eccolo che arriva dall'Inghilterra questo ragazzone. Eccolo che gira, è lui, ragazzi, questa volta ce lo sentiamo. Eccolo che arriva, procede, cosa sta portando? Cosa sta portando? Eccolo che sale, eccolo, dai che gira, no, non gira, maledizione, niente, ragazzi, questa centrale proprio non vuol funzionare. Vediamo un po'. Niente, non c'è più nessun altro. E allora ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay, vedremo un po' come funzionerà la nostra centrale. Mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.